Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, linea notte con infofriulitv.net. In apertura subito le ultimissime per quanto riguarda il crack delle banche venete, dalla viva voce dell'avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. Consumatori Attivi anche oggi è presente a Vicenza, presso il Tribunale di Vicenza, questa importante udienza dove le parti civili hanno potuto precisare le loro conclusioni, quindi formulare per tutti gli azionisti che si sono costituiti la richiesta di risarcimento danni. Ricordiamo come complessivamente siano 8.000 i risparmiatori che si sono costituiti in questo giudizio e con Consumatori Attivi per il Friuli Venezia Giulia 300. Le nostre richieste di risarcimento danni ammontano a una cifra spaventosa ma purtroppo veritiera, che è quella di 50 milioni di euro, quindi un importo veramente elevato. Si conta che la sentenza possa essere depositata dal collegio nei primi mesi del 2021, ovviamente questo sarà un raggio di luce in fondo a un tunnel lunghissimo che stiamo percorrendo da tantissimi anni e speriamo che appunto sia una pietra per poter costruire quello che è un percorso importante per arrivare prima possibile al riconoscimento dei risarcimenti. In tutto questo siamo impegnati anche per andare con la legge di bilancio a modificare quello che è l'iter per l'approvazione degli indennizzi del Fondo Indennizzo Risparmiatori e quindi per velocizzare la procedura. Ad oggi sono pochi gli indennizzi riconosciuti e speriamo che le nostre richieste vengano accolte prima dal governo e poi dal Parlamento e quindi che veramente i risparmiatori in questo momento già drammatico per la crisi Covid riescano ad avere un sospiro di sollievo.
A partire dalla mezzanotte fino a domenica, dalle 15 alle 19:30, i varchi d'accesso al centro storico di Udine, in diversi punti della città, saranno presidiati da personale delle forze dell'ordine, della protezione civile o della vigilanza privata. Lo ha stabilito il sindaco Pietro Fontanini, emanando un'ordinanza contingibile e urgente alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Friuli Venezia Giulia e della necessità di tutelare la salute pubblica, in primis il divieto di assembramento nelle vie del centro storico durante il fine settimana. Qualora si verificassero assembramenti, recita l'ordinanza, ovvero si verifichi nell'area delimitata dai varchi una concentrazione di persone tale da mettere in pericolo il bene primario della salute pubblica, il comando di polizia locale sarà autorizzato a bloccare l'area accesso. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 700 nuovi contagi e 26 decessi da Covid-19, a cui si aggiunge un ulteriore decesso avvenuto il 12 dicembre. Sono 57 le persone ricoverate in terapia intensiva, più 3 rispetto a ieri, mentre calano quelli in altri reparti che si attestano a 630. Diminuiscono anche le persone in isolamento, che risultano essere 12.534. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 42.806, di cui 9.210 a Trieste, 19.074 a Udine, 8.891 a Pordenone e 5.099 a Gorizia, alle quali si aggiungono 532 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 13.856. I decessi complessivamente ammontano a 1.366. I totalmente guariti sono 27.584, mentre i clinicamente guariti 635. Assessore Zilli, proseguono i lavori in aula sulla legge di stabilità. Quali risultati sono già stati raggiunti e cosa punta a ottenere la Giunta? Un lavoro importante, quello che sta facendo il Consiglio regionale in queste ore. Io ringrazio l'impegno di tutti i consiglieri perché stanno veramente emergendo molte proposte che vanno ad arricchire la manovra per come la Giunta l'ha proposta. C'è una grande attenzione che è stata appunto valutata positivamente dall'Aura per il settore agricolo con l'implementazione del fondo di rotazione, la grandissima attenzione che abbiamo riservato alla montagna con gli investimenti per il turismo estivo ed invernale e poi la novità della misura che andremo ad implementare nel 2021 riguarda l'abitare in montagna, a favorire il recupero e la ristrutturazione delle zone periferiche della nostra regione per favorire gli insediamenti abitativi dei nostri giovani. E poi guardi, c'è molto altro, perché oltre al pacchetto di investimento da oltre 354 milioni di euro voluto dal Presidente Fedriga, ci sono molte iniziative che dimostrano come questa regione sia pronta a ricominciare a riprendere per la crescita, favorendo cantieri, favorendo lavori, e questo lo dimostriamo con lo scorrimento di graduatorie e anche di piccolo taglio per quanto riguarda le asfaltature, le opere di sicurezza dei nostri centri comunali, e poi c'è anche tutta una grandissima attenzione al settore della salute, importantissimo nodo nevralgico in questo momento. E con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento nella tarda mattinata per le altre notizie. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it.
Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.